My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Ciao ragazzi, bentornati, bentornati. Come state? Come state? Tutto bene, spero. Spero tutto a posto. Tanto saluto tutti, saluto assolutamente tutti. Ciao Padre Pioli, ciao Dante, ciao Briccolo, ciao Jack Jack, ciao Roberto, ciao Zio Pan, ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti, vi mando un bacione. Spero che il vostro agosto sia cominciato bene. Meno male, zio Pan. Vabbè, ma a quella diciamo ci siamo anche un po' abituati. Tutto bene, te? A me verrebbe da dire tutto male, ma si va avanti, dai. La vita è anche questo, bene e male. Però oggi non stiamo qui per parlare della mia vita, ma stiamo qui per parlare di Cagliari. Ciao Francesco, il che non aiuta, però va bene, facciamo finta che sia così. Allora, fatemi vedere se qui è tutto a posto, ok. E oggi parliamo di tutto. Poi, tra l'altro, ho visto che qualcuno me l'ha chiesto. Arriverà il video su ROG in cui parlerò ovviamente anche di Ladinetti. Eh, Mercoledì, molto probabilmente, sarò in live su Twitch dove faremo la live reaction dell'amichevole con l'Olbia, se non erro. Perché mercoledì dovremmo giocare con l'Olbia. Quindi mercoledì su Twitch trovate il link qua sotto in descrizione, ci sarà la live reaction della partita. E oggi sono qui per voi, oggi proprio a ruota libera, era da un po' che non ci sentivamo. Ciao Marco, dai Emiro che Joao rimane, vediamo se rimane Joao. Vediamo, le sirene dell'Atlanta sono molto molto serie. Eh, Poi c'è anche stato un probabile indizio social da parte di Joao che ovviamente è da prendere con le pinze, però va detto perché potrebbe essere una prova, però lui un indizio secondo me l'ha dato. Tanto ciao anche... No, ti ho già salutato Francesco, se non mi sbaglio. Sì, sì, ti ho salutato. Tutto bene, diciamo, dai. Si va avanti, si va avanti. Tu come stai? Voi come state? Voi dovete sta bene? Voi dovete stare bene. Ah, ecco, un altro video che verrà sarà il room tour. Perché ormai la stanza è ultimata. Perché non ho altre cose da mettere. E vi farò vedere la mia nuova stanza. In che senso se va via la retro è sicura? Questa non l'ho capita, mi sfugge. Comunque ragazzi, da dove vogliamo partire? Vogliamo parlare di Rog? Vogliamo parlare di Ladinetti? Vogliamo parlare del Cagliari che ne prende 3 alla prima uscita? No, la prima uscita stagionale no, però quella più... Tanto mi levo le cuffiette, tanto non c'ho niente da sentire. È la prima uscita stagionale un po' più impegnativa rispetto alle altre. Vogliamo parlare del fatto che il calciomercato è completamente bloccato. Vogliamo parlare del fatto che Nandez andrà all'Inter. Di cosa? Ah, ok, che Joao Pedro se va via si va in Serie B. Diciamo che vi do la mia visione per quanto riguarda l'argomento Joao Pedro, su cui penso che anche su di lui farò un video. Io credo che cedere a delle cifre simili Joao Pedro sia una delle stronzate più grandi che l'uomo possa fare. Un uomo in generale possa fare, non Giulio, proprio un uomo in generale. Io capisco tutto. Capisco il momento di crisi, capisco che il Cagliari abbia bisogno di fondi urgenti, il prima possibile. Capisco tutto, ma in questo momento andare a cedere l'uomo che ti ha sostanzialmente salvato nelle ultime stagioni
è da pazzi, specialmente per cifre irrisorie come 10, 12, 15 milioni quanti sono. Perché Joao, io personalmente, a meno di 20 nemmeno mi metto a tavolo. A meno di 20 io nemmeno ti sento, ma proprio tranquillamente. Joao Pedro ha rifiutato l'offerta. Veramente io sapevo che Joao l'aveva accettata, però Giorgio sono felice di sapere il contrario. Il Cagliari in generale non so, ma non mi convince, anche se è tutto in fase di preparazione e fra un po' inizia il campionato, non so, non lo vedo bene. Ok. Ciao Luke, ciao, un bacione. Te posso dire che il Cagliari in questo momento non piace neanche a me. Io ho fatto un video in cui dicevo perché, in cui io sono tuttora convinto di quello che ho detto, che ha poco senso dare un campionato per finito, per spacciato, dire che siamo già retrocessi o dire già in quale punto arriverà il Cagliari quando si è solo a luglio, perché magari anche ad agosto, anche adesso, perché magari poi il campionato faremo quello della vita, ok? E magari arriveremo secondi, come può essere che arriviamo ultimi. Però dirlo adesso, secondo me, è da pazzi, è insensato e non ha senso, non ha veramente senso. È chiaro che se i presupposti, tanto scusate se si sentiranno i cani in sottofondo, se i presupposti sono questi, le aspettative non potranno essere delle più rosee. Però non diamo subito per spacciati, non ci diamo subito per spacciati, prendiamo le cose come vengono, facciamoci dei ragionamenti e poi trarremo le conclusioni a fine campionato. La perdita di Godin, io ripeto quello che è sempre stato il mio pensiero e continuerò a ribadire fino alla fine. Io, un Diego Godin, ha quelle cifre, quindi un Godin a 3 milioni all'anno di ingaggio, non me lo terrei. Se Godin è disposto a rimanere a Cagliari, e da quello che so è ben disposto lui vuole rimanere a Cagliari, è ok. Ma se lui vuole rimanere a Cagliari abbassandosi l'ingaggio, e per abbassarsi io intendo almeno dimezzarlo, perché quel Godin 3 milioni all'anno non li vale anche se hai Godin sulla schiena. Anche se tu hai scritto Godin sulla schiena, quello stipendio all'anno non lo meriti. Se lui è disposto a dimezzarselo almeno, io Godin me lo tengo tutta la vita, ma tranquillamente. Ma per quelle cifre, Godin per me può tranquillamente andare via. Perché quello che pago a Godin, io lo pago per prendermene altri due di difensori centrali, molto più giovani di lui e sicuramente molto più promettenti di lui. Godin a quella cifra, secondo me, è assurdo tenerselo. Tanto ciao a tutti ragazzi, ciao Matte. Poi io e te ci sentiremo in privato su Discord. Ciao Francesco. Sì, sì, Jack, non lo sappiamo se faremo un campionato. Dobbiamo vedere. Godin va via, Nandez lo cediamo, ora c'è il rischio di perdere Joao. È quello il problema. È quello. Tanto scusate, ma devo fare in modo di leggere i commenti, quindi devo aprirmi qualcosa. Allora, mi metto qui che così leggo tutta la chat. Allora, vediamo un po'. Mi sta a caricare tutti i commenti. Ciao Manuel, un bacione. Ehm, Guarda, l'anno scorso ci ha salvato, ricordare la partita con Napoli e fine campionato. Ma non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio. Nessuno dice che Godin non è stato utile alla squadra. Io ripeto, per quello che è il suo stipendio annuo, io Godin non me lo terrei, perché costa troppo e non ti rende per un giocatore che guadagna 3 milioni all'anno. È quello il discorso che io faccio, capito?
Capozucca non adatto a allestire una squadra di Serie A. Ok, allora io non credo che sia così. Io ritengo Capozucca un ottimo direttore sportivo. Io ritengo che a questo punto non so quanto manovra di mercato abbia lui, non so quanto effettivamente le scelte di mercato siano state fatte da Capozucca. Io credo che a questo punto il suo arrivo sia stato semplicemente per dare uno scossone all'ambiente l'anno scorso quando la situazione era completamente nera. Perché sarà perché io adoro Capozucca? Non lo so, ma mi rifiuto di pensare che tutto questo lo stia facendo lui, perché mi lascia molto molto perplesso il suo modo di agire. Veramente molto molto perplesso. Ma vogliamo parlare della perdita di Nandez a 26 milioni complessivi quando una clausola da 36? Giorgio, io l'ho detto nel mio video su Nandez. Io l'ho detto, Nandez ha una clausola rescissoria di 36 milioni. Ma non vi aspettate che venga venduto per forza a quella cifra. Purtroppo è così. Ciao Leo, un bacione. Poco positivo per il Cagliari perché abbiamo per il secondo anno di fila un giocatore che si rompe il crociato appena torna da una rottura del crociato. L'anno scorso Pavoletti, quest'anno Rog. Quindi diciamo non positiva per quella. Poi visto anche il calciomercato ci sono molti dubbi su questo Cagliari. Ultime su Pinamonti non ti so dire. Sinceramente non ti so dire. Costa troppo dei grandi di là, esatto. Per carità, Godin assolutamente grandissimo giocatore con una grandissima storia. Però costa troppo. Costa troppo. Io sono fiducioso, forse sono solo carico per tutte le imprese italiane in quest'estate. Comunque ciao Miro, tutto a posto. Ciao Andrea, si va avanti, si va avanti. Ho avuto un paio di problemi, però si va avanti. Sempre sul pezzo. Tra l'altro vi ricordo adesso che siamo, qua mi dice in 15, qua in 11, sono un cazzo quanti siamo. Io lo ridico, mercoledì sarò in live su Twitch per fare la live reaction insieme a voi dell'amichevole contro l'Olbia. Io quella contro l'Augsburg non l'ho vista, non ho vista quella contro il Vicenza, non ho visto quella contro il Real Vicenza, però quella contro l'Olbia la guarderemo insieme. Se a voi farà piacere, trovate il link qua sotto in descrizione per iscrivervi al canale Twitch. Così mi sono spammato di nuovo. Pensi che sarà l'anno per Pavoletti? Io spero di sì, anche in vista dei mondiali. Allora, se Pavoletti farà l'anno buono, dubito fortemente che andrà ai mondiali. Perché comunque c'è Ciro Immobile. Per quanto Pavoletti possa fare l'annata della vita, secondo me Ciro Immobile sarà comunque un pezzo avanti. Anche se all'europeo ha un pochino deluso, secondo me. Non credo sarà l'anno di Pavoletti. Io spero che venga inserito in qualche trattativa per essere ceduto. Però io non faccio più testo. Mi sono anche stancato di dirlo. Quindi non lo so, ma dubito fortemente. Dubito fortemente. Fatto da Zon, carico per la prossima stagione. Non ho fatto da Zon, ho trovato. Penso andrò di streaming a questo punto per le partite. No, sinceramente 30 euro al mese, 20 euro al mese non ce li ho da spendere per DAZN, quindi andrò di streaming. Carico per la prossima stagione? Per il momento no, per il momento sono tutto tranne che carico. Io sono nero per tutte le voci che stanno uscendo dalla società e per tutte le stronzate che sta combinando il signor Tommaso Giulini. Manuel, fosse il primo anno che le fa, è quello il problema. Ciao Valerio, mi dai la tua su Dalbert? A me è piaciuto. Non ho visto le amichevoli, quindi non ti so dire. Non l'ho visto. Ho visto che ha fatto gol contro il Vicenza. Se sbagliava quel gol c'era da preoccuparsi. Però non mi sbilancio. Non l'ho visto. Dove si può vedere la partita contro l'Olbia? Probabilmente o Videolina o YouTube. Le amichevoli di solito il Cagliari le fa vedere su YouTube. Io non farò vedere la partita, ovviamente, per motivi di copyright. E lo do per scontato questo,
Però la commenteremo insieme, ecco, quello era il senso. Ti ho chiesto di Pinamonti perché era in dubbio tra noi e voi, con noi favoriti però un ingaggio a 2 milioni. Se va all'Empoli penso che l'ingaggio se lo riduca, non è per sminuirvi. Leo però penso proprio di sì. E... Io non sapevo nemmeno che c'era l'Empoli su Pinamonti, non lo sapevo. Io avevo sentito del Cagliari, della trattativa, de Nainggolan, de Nandez, eccetera, ma dell'Empoli non lo sapevo. Comunque non ne ho idea. Pensavo che Joao Pedro rimaneva a vita a Cagliari, ma non si sa, non si sa, non sappiamo quello che deve fare della vita sua Joao. Ti è arrivata la bufala di Diego Costa al Cagliari come obiettivo? Attenzione, non era una bufala, parliamoci chiaro. Non è che il Cagliari volesse puntare su Diego Costa, forse molti hanno travisato. È che l'agente di Diego Costa ha proposto il suo assistito a delle squadre italiane. E tra queste squadre italiane c'era anche il Cagliari, che è ben diverso dal dire che il Cagliari era interessato a Diego Costa, eh. Sono due cose completamente diverse. Spero che Pinamonti vada all'Empoli. Io più che altro non vorrei che accadesse un lungo bis. Ma è buono. Diciamo che male non è. Male non è, ecco. Siamo ancora senza completare la squadra e siamo da giugno con la telenovela di Nengolan e Nandez. E non finirà nella maniera immediata. Cioè, non finirà subito, secondo me. Visto che compio gli anni il 5 agosto, spero che come regalo sinceramente Joao rimanga, perché il mercato in MLS chiude il 5, se non mi sbaglio. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo. Ciao Jacope! Un bacione bello de casa. Cazzo, comunque la finale dell'Europeo se la dovevamo vedere insieme. Dovevamo riannare a quel pabetto e vedersela insieme. Era da fa'. Comunque, lo spero per te, Vale. Lo spero per te. Tra l'altro, io il giorno dopo il tuo compleanno ho la seconda dose. Uno con l'ingaggio così alto, un minimo deve essere buono. Non è detto, Leo. Non è minimamente detto. Raga, streaming o videolina, però in quest'ultimo penso che la metteranno solo nel territorio regionale della Sardegna. Tranquillo, France. Riuscirò in qualche modo a vederla. Ormai non mi inculano più. Non mi inculano più quelli di videolina. Fanno una bastardata, perché ogni volta a chiude la partita per solo chi è in Sardegna, lasciando fuori tutti gli altri, secondo me fanno una cazzata immensa. Facciamo una live reaction per il Cagliari, per Cagliari Empoli. Certo, certo. La live reaction non lo so, potremmo fare il prepartita magari. Prepartita volentieri, live reaction non lo so, devo capire come giostrammele eventualmente. Poi vogliono mandare via Godin e si sono tenuti Ceppitelli e gli ha pure rinnovato il contratto. Ecco, il rinnovo di Ceppitelli è una cosa che a me personalmente mi è molto oscura. Chiude il 5, perfetto. Perfetto. Io ho fatto la prima oggi e mi fa male il braccio. Ti capisco, ti capisco. Io la prima l'ho fatta quasi un mese fa. Devo fare la seconda al 6. Faremo un Lazio-Cagliari prima o poi. Al pub o a casa di Giovanni, come? Come lo vogliamo fare Lazio-Cagliari? A parte che l'ultima volta che avevamo fatto Lazio-Cagliari a me non è, mi ha detto molto bene, eh. Quindi non so se mi conviene farlo, però. Il buon Samuel. Ciao Samu, che belle. Tra l'altro li ho sentiti i messaggi vocali nel gruppo, eh. Li ho sentiti. Che è il Cagliari che ha pubblicato. Quando cazzo esce la maglia nuova? Io voglio vedere la maglia nuova del Cagliari. Vabbè. È uscita l'indiscrezione che Joao rimarrà. Almeno per lui possiamo stare tranquilli, quindi. Vedremo. Cioè, speriamo che sia così. Io me lo auguro con tutto il cuore, Samu. Me lo auguro con tutto il cuore. Me lo auguro con tutto il cuore. Speriamo allo stadio. Cioè, sarebbe bello allo stadio. Io lo spero. Lo spero. Sarebbe bellissimo. Il problema è che io mi dovrei andare a finire in mezzo ai laziali. Ah!
Che fine fa Simeone? Fosse per me, credo che Simeone vada nell'umido. Però non lo so. La raccolta differenziata cambia da città a città, quindi non saprei. Tra Pinamonti e Cerri mi tengo Cerri. Anche. Non sarebbe male. Parlami di Vicario, secondo te da noi esplode? Assolutamente sì, Leo. Assolutamente sì. Se davanti gli viene messo della gente che sa giocare bene in difesa, Vicario spaccherà i culi. Spaccherà veramente i culi, fidati. La maglia nuova dovrebbero farla vedere il 7 in occasione dell'amichevole con il Mallorca. Non vedo l'ora. Sono curioso da morire. Sono veramente curioso. Non è che sei mezzo laziale. Io so simpatizzante laziale. Però se mi devo vedere il Lazio Cagliari, io non posso stare in mezzo a voi. È una condanna per me. È una condanna. Cioè, m'ammazzi. Mi stronchi tutto, mi stronchi. Parlaci della prossima lotta salvezza. Vediamo chi dice che retrocede o meno. Non è per cattiveria, ma secondo me le papabili a retrocede sono le neopromosse. Quindi Venezia, Salernitana e Empoli. Sono le tre più papabili. Poi visto che l'anno prossimo, cioè che questo campionato avrà una formula di calendario che a me è ignoto il senso perché ha sempre funzionato alla fine il calendario a specchio, quindi non capisco il perché il cambiarlo, perché lo fanno gli inglesi, quindi lo facciamo anche noi, perché alla fine se andate a vedere è quello il motivo per cui viene fatto. Sarà un campionato, credo che questo sarà un campionato tosto, ma sarà anche il campionato più brutto di Serie A da tanti anni a questa parte. Perché mi duole dirlo, io non c'ho nulla né contro l'Empoli né contro il Venezia e né contro la Salernitana, ma credo che il livello si sia abbassato. Quest'anno si sia notevolmente abbassato. Anche perché, vista la pandemia, le squadre non possono spendere più di tanto. E anche quelle che possono spendere stanno col freno a mano tirato. Sarà un campionato brutto. Brutto. E se te devo dire, le più papabili sono le tre neopromosse, secondo me. Andiamo in... che è? Andiamo in zona neutra. Zona neutra, mi stai a dire la Montemario. La Montemario costa un bordello. Se c'era ancora Marathon Bet venivo subito. Se voi c'avete ancora Marathon Bet, subito. Stavo già lì, stavo già olimpico. Vai allo stadio nel settore della Lazio e risulta. Esatto. Comunque mai tutte e tre le retrocesse retrocedono tutte. Lo so, è raro, di solito la maggior parte delle volte 2 su 3, mai, quasi mai 3 su 3. Però questo sarà un campionato veramente brutto, veramente veramente brutto, quindi se devo pensare a delle squadre così subito senza sapere né leggere né scrivere che possono retrocedere, sono proprio tutte e tre le neopromosse. Io mi auguro che non sia così. Del Venezia cosa ne pensi in generale? Allora, il Venezia è una squadra che mi intriga tanto a livello di città, perché è una città importantissima, Venezia, per l'Italia, una delle città più importanti che ritrova la Serie A dopo tantissimo tempo. È una realtà che a me piace anche visti gli ultimi avvicendamenti societari. Prima il presidente americano, adesso è cambiato, prima c'era, se non mi sbaglio, Tacopina, che adesso è il presidente del Catania. Una risalita del Venezia che sarebbe dovuta accadere già anni fa, ma è successa solo adesso. È una realtà che mi intriga veramente molto, però sono rimasto deluso dalle maglie. Le maglie del Venezia non mi piacciono per niente, quelle di quest'anno, mi piacciono di più quelle della Serie B dell'anno scorso. Queste nuove che hanno fatto non mi piacciono per niente. Hanno cambiato sponsor tecnico, sono passati da Nike a K, però secondo me hanno fatto un passo indietro a livello delle maglie. Ma meglio così, per me l'ultima volta che ho fatto la Serie A mi davano in Europa e sono retrocesso, e quest'anno mi fanno retrocesso e magari vai in Europa, che ne sai.
Per me si salva il Venezia delle tre promosse. Per me la Salernitana si salva. Poi, raga, il bello è questo, che non sappiamo cosa succederà. Lo vedremo. Lo vedremo. Io sono estremamente curioso di vedere cosa succederà. Io dico Spezia e Verona retrocedono. Allora, lo Spezia è un argomento molto interessante col mercato bloccato. Spezia è un qualcosa. Lo Spezia sono curioso di vederlo. Lo Spezia sono veramente curioso di vederlo. Ma curiosissimo proprio. Comunque io lo spero per te, Leo. Lo spero per te perché comunque l'Empoli a me mi sta simpatica in generale. La maggior parte delle squadre toscane mi stanno simpatiche. Verona con Di Francesco. A me Di Francesco piace, però se non lo metti in condizione è inutile. È l'anno del Verona in B, addirittura. Vedremo, vedremo. Ricordiamo che la prima giornata è Cagliari Spezia, esatto. Esatto. Esattamente. Ce l'ho. Tutte qui, tra l'altro ho dovuto fare un casino per mettere tutte le giornate, per scriverle sul mio quadernetto. Guardate che cazzo di bordello ho dovuto fare per sto calendario di merda. Tra l'altro ho scritte alcune cose malissime, tipo questo è Milan, non pare che c'è scritto Milan, una cosa orribile. Vabbè, i problemi miei mentali. Ciao Dreamcatcher, eh sì, è stata una live improvvisata anche perché poi penso che dopo mi metterò a registrare i video, alcuni video, eh, anche perché devo pure fare la sponsorizzazione all'altra maglia che mi è arrivata. Vediamo, vediamo, devo fare alcune cose. Ma quanti giocatori forti ha il Sassuolo in rosa e in giro per prestiti? Dionisi è andato sul sicuro. Dionisi si è preso una bella patata bollente perché riuscire ad andare avanti su una squadra che ha preso molto insegnamento da quello che è stato De Zerbi è tosta, è tosta. E della Coppa Italia cosa ne pensi della rivoluzione che hanno fatto, nel senso che non ci sono squadre di C ma solo di A e di B? Sbagliato, ci sono le squadre di A, le squadre di B e ci sono anche 4 squadre di C. Ce ne sono solo 4, eh. Quindi è come se non ci fossero. Però ci sono. Ciao Padre Pioli, l'ho salutato prima. Penso che è una porcata immane. A me non piace. Per una volta che bisognava copiare una cosa dagli inglesi, che era il modello di FA Cup, però senza i replay perché io i replay li odio. Una volta che tu dovevi copiare una cosa, hai deciso di fare di testa tua e secondo me si fa una cazzata immane. Ok? Ehm... L'hanno rovinata. Non ha mai avuto PIL la Coppa Italia, ma adesso ce l'ha ancora di meno, secondo me. Poi ne parlerò anche del modo in cui vogliono cambiare la Serie A. Ma alla fine Parisi non ne ho idea, devi chiedere a Leo. Devi chiedere a Leo. Ciao Miro, mi chiamo Andrea, sono di Cagliari ma vivo a Copenaghen e penso di scendere a Roma per Lazio Cagliari, mi piacerebbe poterla vedere insieme allo stadio. Ciao Daniele, innanzitutto grazie del commento, grazie mille. Non so perché, a parte che quella era Amsterdam, mi è venuta in mente la canzone che hanno fatto su Pavoletti, però quella era Amsterdam, non era Copenaghen. Tra l'altro, minchia, Copenaghen pesante, cioè stai parecchio lontano, quindi complimenti, io non avrei mai il coraggio di spostarmi così tanto da dove vivo. Comunque, non lo so, bisognerà vedere se saranno totalmente riaperti gli stadi, se saranno riaperti al 50%, se saranno riaperti per il settore ospiti. Ehm, è tutta un'incognita questa stagione. La Coppa Italia, sì, tutta su Mediaset. Esatto, esatto, Leo.
Tranquillo, Padre Pio. Parisi è rotto e tornerà a fine settembre, per ora è sostituito da Marchizza. Ok. Per quest'anno rimane da noi, peccato. Peccato perché l'hai preso volentieri. Mi dispiace dirlo, ma c'è aria di esodo nel Cagliari tra chi non vuole giocare, tra chi non vuole gioco forza restare e le sirene su Joao più un mercato senza vari rinforzi vero male per la stagione prossima. Come ha scritto Prate Pioli e come hanno scritto altri prima, Dream ti posso dire che circola la voce che Joao ha rifiutato. Joao ha rifiutato l'offerta dell'Atalanta. Non so se si rifaranno sotto con un'altra offerta, non so come andrà a finire, però il fatto che lui sia intenzionato a rimanere, a me questo rende solo che felice. Però staremo a vedere, diciamo che i presupposti per il momento sono alquanto negativi. Per il Cagliari questo è l'altro addirittura. Cioè, addirittura, capisco, però è una bella ammazzata. Posso lasciarti il mio numero WhatsApp su Instagram? Guarda Daniele, lo dico sia per la tua incolumità, sia che per la mia. Io non do il mio numero, non è per cattiveria, però non do il mio numero a nessuno. Se vuoi, c'è Instagram, mi puoi scrivere tranquillamente su Instagram e rispondo senza problemi. Però il numero non lo do, mi dispiace, sono ancora un po' vecchio stampo per quanto riguarda il numero di telefono. La vedo veramente male quest'anno. La squadra è peggio dell'anno scorso. Marco, probabilmente è vero, però io aspetto di vederla. Aspetto di vederla. Probabilmente la squadra sarà anche peggio dell'anno scorso, però potrebbe avere risultati migliori. Non lo sapremo. È chiaro che, ripeto, i presupposti al momento non sono dei migliori, ma proprio per niente. E questo mi lascia con l'amaro in bocca perché io in Capozocca ci credevo e incomincio a dubitare che lui stia concretamente operando. Cioè, nel senso, non credo che sia lui che stia facendo questo calciomercato. Ogni volta c'ho sempre la sensazione che in realtà non sia il direttore sportivo che stia facendo il calciomercato. Non lo so, spero di sbagliarmi. Hanno comprato la gente, hanno contattato la gente e ha detto Joao rimarrà a Cagliari, perfetto. Ok Daniele, grazie mille, grazie per la comprensione. Siamo a metà mercato, ma senza uscire non si può fare mercato d'entrata. Non abbiamo soldi. Parzialmente vero, perché alla fine se tu vai a vedere che poi regà. No. Altare. Ma voi lo conoscevate? Perché io non sapevo minimamente chi fosse. Ma zero. Preso per quale motivo? Bah, vabbè. Poi magari si rivelerà il nuovo Varan, non lo metto in dubbio, ma altare. Vabbè, vabbè. Siete tutti in Nord Europa, ragazzi. Chi in Danimarca, chi in Germania. Poi ci sto io che sto a Roma. Però è la cosa bella, non so quanto possa essere bella, che generalmente ci sono molti più continentali nella mia live che sardi che vivono tuttora in Sardegna. E non è bellissima come cosa. L'incognita Nainggolan probabilmente tornerà in prestito. Sì, Dani, anch'io mi aspettavo qualcosa di più da Capozzucca. Secondo me vi salvate, andranno in bisa l'Ernitana, il Venezia e lo Spezia. Vedremo Alessandro, vedremo. Ok, tu sardo d'occhio, ok. Un altro sardo che vive in Sardegna, però per esempio Gianroberto è non so se è un continentale, però perlomeno vive a Torino.
Magari un sardo che vive in continente. Anche io in Sardegna. Vabbè. Allora, si è un po' livellata la situazione. Idem, Sardegna. Giulini è un taccagno, mi domando come fa un giocatore a venire sapendo che abbiamo un presidente che non spende un pugno di quattrini. No, di cacciare i soldi li spende Giulini. Non gli si può dire il contrario, male, perché li spende male, ma li spende. Il problema non è come fa un giocatore a venire a Cagliari, ma la domanda che mi viene a questo punto da pormi è come fa Semplice ad accettare tutto questo? Perché gli stanno togliendo tutte le basi su cui poteva creare una rosa competitiva. Gliele stanno togliendo tutte. Vuoi per infortuni, vedi Rog, vuoi per scelte di calciomercato, vedi Nandez. Ciao Claudio, un saluto dalla metro A direzione Spagna, addirittura, pensa io a Piazza di Spagna dove mi sono messo con la mia attuale ragazza. Pensa un po', un saluto dalla metro A, solo sulla metro A funziona il 3G. No, pure sulla metro B, è sul treno che a me non mi funziona internet. Comunque un bacione Claudio. Sì, sono sardo, ok, immaginavo. A dicembre sono sceso a Milano per vedermi la notturna Intercagliere un amico mio che non vedevo da almeno 10 anni dalla Germania. Bello, bellissimo. Ciao Max. Guardate il capo Zucca ha coinvolto il Marsiglia pagando il 70% e noi solo il 30%. Capito, però non è che... Per carità, buono, però non è questa la parte migliore. Abbiamo Luvumbo. Sta in prestito al Como Luvumbo. Spero solo che Godin rimanga. Io spero che rimanga, però a cifre diverse, non a 3 milioni all'anno. Nandez è lo stesso Barella di un paio di anni fa. Punta i soldi, punta i piedi solo per l'Inter. Ma a questo punto lo sai che io ho cambiato anche la mia idea, Padre Pioli. Anzi, a questo punto le chiamo col nome tuo, Marti. Io a questo punto dico, fanno bene. Fa bene Nandez, ha fatto bene Barella. Basta, fanno bene, perché tanto a Cagliari non puoi fare niente. A Cagliari abbiamo capito che tu non puoi fare niente. Non esiste progettualità, non esiste un qualcosa di concreto, non esiste un ambiente sano, non c'è nulla di tutto questo. Fanno bene. Lo dico a malincuore, poi io sono innamorato perso di Nandez. Lo amo alla follia, penso sia uno dei giocatori più forti che abbia visto il Cagliari negli ultimi anni. Ma tu non puoi continuare ad andare avanti così. Fanno bene. Loro ovviamente devono pensare alla loro di carriera. E a questo punto non ce la faccio a dargli qualche colpa. Posso solo dire che fanno bene. Ma per la loro carriera. Perché possono andare dove c'è un progetto serio e dove possono sentirsi al centro del progetto. Ma non deve essere per forza una grandissima squadra. Prendete per esempio il caso Vicario. Io adoro alla follia Cragno, ok? E Cragno non è andato via perché non sono arrivate offerte concrete. Io sono la persona più felice del mondo che Cragno è rimasto, perché io mi sento sicuro con Cragno tra i pali. Però un portiere come Vicario io non lo darei mai via, ma sei costretto a darlo via, perché quello ha 25 anni e vuole sentirsi al centro di un progetto, ed è andato all'Empoli, mettendosi in gioco. Il Cagliari questa possibilità non la dà più a nessuno. Il Cagliari non dà più questa possibilità a nessuno. Tu puoi essere al centro, sì, ma al centro di un collettivo di 11 persone, non di una squadra, perché il Cagliari non ha una squadra. Il Cagliari non ha un gruppo, il Cagliari non ha una società forte, il Cagliari non ha nulla. Il Cagliari ha il nome e la storia di quello che era veramente il Cagliari. Ma il Cagliari vero e proprio, secondo me, non esiste più. È sparito il Cagliari. Io comincio seriamente a pensare che il Cagliari sia sparito. Sia completamente sparito. E il problema è che ci sono persone in società che io credo abbiano veramente a cuore questa società. Tra tutti
Cossu e Conti, Agostini, che per palesemente arruffianarsi gli Sconvols, perché questo ha fatto Giulini, arruffianarsi gli Sconvols, o perlomeno questo è il pensiero che do io, come la interpreto io. Gli Sconvols non fanno più nulla, non stanno protestando, non hanno detto A, anche durante la situazione più peggiore. Giulini ha fatto in modo che tutto questo diventasse la normalità. Sta facendo scomparire il Cagliari, ma non a livello di finanza, a livello letterale proprio che il Cagliari sta scomparendo, sta fallendo. No, no, no. Io parlo a livello di tradizione. A livello di tradizione il Cagliari non esiste più, è un ricordo. È un ricordo. Perlomeno questa è l'interpretazione che gli do io. Poi non so voi come la pensate. Vicario è in prestito con diritto, Daniele. Se Joao dovesse accettare l'offerta dell'Atalanta non mi incazzo con lui, ma con la società sì. Ma anch'io. Ormai è da anni che non abbiamo un progetto. Il problema è che ogni anno si va sbandierando questo progetto, Matte. L'obiettivo di Giulini sarebbe fare un gruppo come quello italiano. In che senso? Come quello italiano delle Olimpiadi, come quello italiano dell'Europeo o come quello di italiano ex allenatore dello Spezia? Ma da quando c'è Giulini al Cagliari in 7 anni, cosa ha fatto? Niente. Giulini in 7 anni ha mosso tantissimo la bocca. L'ha mossa tantissimo. A volte dicendo cose giuste che concettualmente condividevo ma espresse nella maniera più sbagliata. A volte dicendo delle, diciamo, edulcoriamole un po' i termini, delle corbellerie di sana pianta proprio. Ha parlato tanto, ha agito poco e quando ha agito quel poco ha agito male. Non lo so. Forse questa possibilità non la danno dal 2017. Dopo una pandemia ci sta. Dopo una pandemia ci sta cosa, Mauro? In che senso ci sta? Il cedere al volere delle società? Non lo metto in dubbio. Non lo metto in dubbio. Non lo metto in dubbio che dopo una pandemia tu devi anche tenere conto che le squadre più di tot non ti possono dare. Non lo metto in dubbio. Però un conto è fare questo. Un conto è diventare i pagliacci. Diventare pagliacci. Un conto è arrivare al punto che per una crisi tu sei costretto a cedere quelli più forti anche a un prezzo ridotto. E un conto è che tu per 7 anni una volta prendi una figurina e il resto della squadra lo improvvisi cercando di ottenere il risultato migliore. Un conto è se uno parlasse in faccia e dicesse le cose come stanno, e un conto è promettere cose che poi non vengono mantenute, perché se tu non le vuoi promettere o non ti credi che è una promessa troppo azzardata, tu stai zitto e pensi a fare i fatti. Perlomeno questo è come ragiono io. Giulini non è un venditore di fumo, ragazzi. Ciao Bruciteddu. Giulini è un ottimo stratega. Giulini a livello di marketing è una delle persone più geniali e brillanti che ci possano essere. Ma il calcio non è marketing. O meglio, non è solo quello. Europeo. Ma serve tanto per fare un gruppo come quello europeo. Diritto, ma se non lo si vuole vendere il diritto decade. No, non credo, Daniele, non credo. Cioè, alla fine, se ti danno quei soldi, tu glielo devi dare, poi, vicario. Se ci sono 7 anni per quel maledetto stadio nuovo. Ma lo stadio è l'ultima cosa. Lo stadio è l'ultima cosa. Noi siamo stati sempre una squadra di minima. Con Cellino non è che eravamo in coppa, tranne l'epoca di Oliveira, ma il calcio di da quegli anni è cambiato tutto. Allora, neanche Cellino era uno stinco di santo. Ciao Manuel, io sono convinto che per fare un presidente perfetto
tu dovresti mischiare un po' di Cellino e un po' di Giulini. Molti mi diranno che sto pazzo, però io sono convinto perché Cellino cosa faceva? Cellino riusciva a fare calciomercato spendendo il minimo indispensabile, ma trovando dei giocatori non funzionali di più. Jeddah, Matri, Acquafresca, Lazzari, Storari, dei giocatori che non sono stati dei top player in assoluto, ma che a Cagliari, Nainggolan, ma che a Cagliari sono stati fantastici, fantastici. E non spendeva una lira, non spendeva praticamente una lira. Però dall'altro canto, a livello di marketing, a livello ormai come si dice di branding, Cagliari non esisteva il Cagliari, era proprio livello zero. Con Giulini si è fatto il passo in avanti in questo senso, ma il passo indietro a livello di calciomercato. Per questo io dico che unendo queste due cose, tu otterresti il presidente perfetto. Secondo me Giulini è stato bravo nel rendere famoso il brand. Esatto. Giulini pensa a riempirsi le sue tasche. No, Dream, non credo. Non credo. È un presidente che prende in giro i tifosi e questo non è giusto. Dovrebbe andare via. Se la tifoseria non fa nulla. E non parlo di noi, parlo della tifoseria organizzata. Qualcuno di voi si è mai chiesto perché gli Sconvols non abbiano mai alzato o detto nulla? Anche negli ultimi tempi, quando la situazione era tragica. Qualcuno si è mai fatto una domanda? Il diritto si avvale solo dal momento che il giocatore lo si voglia vendere. Cioè, sì. Sì, però a questo punto io credo che il Cagliari lo venda. Perlomeno quella sia l'intenzione. A meno che non parte prima Cragno. Nainggolan è quasi nostro. Non me la sento nemmeno di esultare al ritorno di Nainggolan. Quando torni su Twitch? Ciao Giallo. Oggi ho fatto una cosa così perché su Twitch ancora non c'è tanta gente che mi segue. Io provo a spammarlo, ragazzi. Seguitemi su Twitch, trovate il link qua sotto in descrizione. Trovate anche il link del canale Telegram dove vi avviso sempre quando sto in live. Però mercoledì stai certo che sto in live su Twitch dove faremo insieme la live reaction per l'amichevole contro l'Olbia. Quindi stai sicuro che mercoledì ci sarà la live su Twitch. Proprio certo. Ciao Matte, cosa ne pensi di Rogue? Penso che c'è una sfiga allucinante attorno al Cagliari. Poi su Marcolino ci farò un video. Dopo che chiudo la live probabilmente girerò un paio di video. Capozucca le mani legate a dirigere tutti i giochi e Giolini se il presidente non è degno di rispettare i contratti e prendere per il culo i tifosi anni dopo anni non ha soldi per pagare gli utenti giocatori più forti, allora che se ne vada fuori dai coglioni e venda la società a gente che ne capisce. Manuel, tu hai ragione, ma c'è qualcuno in grado di poter comprare il Cagliari? Ti faccio questa domanda. Giolini è interista quanto... Vabbè, questo non è una cosa nuova. Giolini spendeva tanti in osservatori probabilmente. Non lo so già, non lo so, però comunque con lui il calciomercato, anche se si spendeva poco, quel poco lo si spendeva bene. Forse che questo va avanti da troppo tempo, è sempre la stessa cosa, ecco perché non credo ci siano state contestazioni. Appunto, cioè, a maggior ragione, visto che è troppo tempo che succede sempre la stessa cosa, perché stare zitti? A che pro? Ciao Pietro, sono entrato solo ora, purtroppo. Tranquillo. Tranquillo Pietro. Un bacione, non ti preoccupare.
A che ora la live? Quando ci sarà l'amichevole, non so quando ci sarà l'amichevole, se il pomeriggio o la sera, però comunque quando ci sarà l'amichevole farò la live. Del caso Nainggolan se ne parlerà per anni, penso ci sia poco da parlare. Ciao Sdiamond! Hai ragione quando dicevi che siamo la succursale dell'Inter, perlomeno mi pare che era una frase tua. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io ho detto che noi siamo diventati quello. Noi siamo diventati l'Olbia nostrano, cioè quello che è l'Olbia per noi lo stiamo diventando per l'Inter. E penso che la cosa sia palese. Ma infine Nandes se ne va o no? Probabilmente andrà via, Matte. Probabilmente andrà via. Quasi sicuro che andrà via. Al suo posto ti piacerebbe Gaston Ramirez o Vesino? Al posto di Nandez hai nominato due giocatori che potrebbero sicuramente andare bene al Cagliari, ma che non sono minimamente accostabili a quello che fa Nandez. Ma proprio nella maniera più totale. Forse Vesino già un pochino di più di Gaston Ramirez. Però sostituire Nandez per me sarà difficile. Devi fare come Barella, ne devi prendere altri due dei giocatori simili a per sostituire Nandez, perché se no non lo sostituisci per bene. Appunto l'ha impresso per farlo giocare l'estate prossima, lo si vende, noi abbiamo Vicario con un anno di esperienza titolare in Serie A. Però se non rimane, cioè se rimane ancora Cragno, è quello il problema, Daniele. Se non arrivano offerte per Cragno, tu non è che lo puoi cedere. Tranquillo Marti, vai tranquillo. Ma sì, Manuel, fa benissimo Nandez ad andarsene. Mi pare 17:30. Perfetto, grazie Jack Jack. Allora è 17:30 live. A questo punto posso azzardare un pensiero? Se il mercato finirà in modo così incompleto, se non procediamo neanche quest'anno, Giulini non imparerà mai la lezione. Pietro, io rivolgo a te la stessa. Che poi se non mi sbaglio l'avevamo fatta quando abbiamo fatto la live insieme. Perché gli Sconvols non hanno detto nulla? Perché la tifoseria organizzata non ha parlato, non ha fatto nessuna contestazione? Ha sostanzialmente fatto capire che questa situazione a loro andasse bene. Perché sta accadendo tutto questo? Ah, retrocediamo, ok. Ehm, Guarda, da una parte, c'è gente che magari mi darà contro. Sono 32 persone. Io lo dico davanti a 32 persone e non me ne vergogno, ok? Qualcuno mi dirà che non sono un vero tifoso del Cagliari. Dite quello che vi pare, io vi dico la mia, ok? Io, da una parte, mi auguro che il Cagliari retroceda. Vi spiego il motivo. Perché se il Cagliari retrocede, sarò, tra virgolette, costretto a vivere la stessa situazione del 2015-2016, ovvero un Cagliari che lotterà per dei piazzamenti alti. Io ormai sono arrivato al punto che per vedere il Cagliari combattere per un qualcosa di importante deve necessariamente retrocedere in Serie B. Perché tanto ormai in Serie A non se ne parla di combattere per posti importanti. Non ci sono i modi. Non c'è modo. Non lo si può fare. Pensate quello che preferite, però questo è il mio pensiero. Questo è il mio pensiero. Questa società merita la Serie B e senza Rog, Nandez e Godin credo ci riuscirà tranquillamente. Un po' mi dispiace, ma forse è meglio così perché questo bruciapancia dovrà finire. Quello prima o poi dovrà assolutamente finire. Ma quest'anno riaprono gli stadi, per il momento sono riaperti al 50%. Però solo in caso di Green Pass, credo. Credo che sia obbligatorio il Green Pass o il tampone negativo entro 48 ore. Non mi ricordo. Sono contento, Marco, che anche tu la pensi come me. Secondo me qua si è persa la vista della realtà, della nostra dimensione. Non è Nandez che fa bene ad andare via, è Giulini che fa bene a vendere se ci guadagna perché è sempre stato così. Non sono d'accordo, Dante. Non sono d'accordo. Secondo me ci può stare la cessione di Nandez, ma il trattamento riservato a Godin è vergognoso.
Lascia riflettere quello. Lascia molto riflettere. Grazie Pietro. Ma non puoi combattere, devi solo salvarti e basta come sempre. Ma dopo un po' la salvezza e basta non va più bene. Mai e poi mai. Cioè, no, mai e poi mai è quello che ha scritto Daniele, ecco il che ho detto. Ciao Giacomo, un bacione. Mai come mai Miro mi augurerei una cosa del genere. È come augurarsi che la propria ragazza ci metta le corna. Paradossalmente sì, hai ragione Daniele, però non è detto che tu dopo le corna ti lasci, perché magari quello serve proprio per far scattare di nuovo la scintilla. Non è detto che da un evento negativo poi si andrà sempre a degenerare, perché l'anno in cui siamo retrocessi ha dato all'ambiente Cagliari una boccata d'aria che tu non hai idea, perché poi l'anno prossimo, l'anno dopo abbiamo fatto il miglior piazzamento del Cagliari negli ultimi anni di storia, da neopromossa in Serie B, cioè da neopromossa dalla Serie B. Ecco perché io dico questo. E a me mi dispiace dirlo perché dire che vedere la propria squadra combattere, cioè per vedere la propria squadra combattere, io sono sostanzialmente costretto a vederla retrocedere. Non è una cosa che mi fa piacere, ma al momento attuale è secondo me la rappresentazione perfetta di quella che è la realtà. Il Cagliari in Serie A non può ambire che a una salvezza risicata all'ultimo, nel bene o nel male, nel bene o nel male. Non c'è progetto, non c'è società, non c'è più nemmeno il tifo organizzato, per come la vedo io. Non c'è una squadra, non c'è più nulla. Del Cagliari c'è rimasta solo la tradizione. Il Cagliari come squadra è zero, è sparito. Il Cagliari è rimasta la tradizione. Il 93-94, l'anno dello scudetto, dalla C alla A con Ranieri. Questo è rimasto del Cagliari, per come la vedo io. Poi è chiaro che si può essere di opinioni diverse, eh. Ciao Nico, un bacione. Sì, ogni anno purtroppo è sempre la solita cosa. Io cerco di essere il più positivo possibile. Cerco di dire che magari anche con la squadra di merda si può fare la stagione della vita, però più passa il tempo e più questa cosa scompare. Che sia un chiacchierone, Manuel, penso che questo sia proprio fuori discussione. Cioè, è una cosa talmente scontata e talmente evidente che non si può dire assolutamente nulla. Ma proprio assolutamente. Il Cagliari è troppo sfigato con l'infortunio. Anche quello è vero. Anche quello è vero. Ti do ragione anche per il tifo organizzato. Gli sconvolsi sono pieni di frasi rappresentative e poi non si fanno mezza trasferta e tutti i cori che fanno allo stadio sono narcisisti. No, le trasferte se le fa perlomeno quando sono andato a vedere Roma Cagliari. La trasferta c'erano gli sconvols. Però diciamo che il loro tacito silenzio mi lascia molto molto perplesso. Sono sinceramente deluso da Capozucca che pur di salvare la propria sincera sta accettando supinamente i diktat di un presidente fantoccio che è interessato soltanto alle plusvalenze e al marketing. Ehm, Sicuramente il ritorno di Capozucca a questo punto diventa sempre più palese che sia stato più un qualcosa di mediatico per cercare di sbrogliare il Cagliari dalla situazione nera in cui era coinvolto a metà della scorsa stagione. Penso che a questo punto è lappante perché io mi rifiuto categoricamente di pensare che l'operato di questo calciomercato sia frutto di Stefano Capozucca. Sarà perché lo adoro, sarà perché lo stimo tantissimo come persona, sarò di parte probabilmente, ma sono fortemente convinto che questa non sia opera di Capozucca. E sì, mi lascia deluso, ma non per il fatto che Capozucca stia facendo questo, ma perché io speravo in lui proprio perché era uno di quelli che era riuscito a tenere testa a Giulini e se n'era andato proprio per questo motivo. A me è per quello che mi ritengo deluso.
Secondo me per ora il mercato lo state facendo male. Non lo stiamo facendo. Siamo un po' abituati a combattere e non arrendersi mai. Per quello io dico è meglio retrocede. È meglio. Non rimane Nandez. Tranquillo, non rimane. Ah Dante, io non faccio vedere il tuo commento. Io non so se tu abbia mandato a cagare me. Per me non c'è problema, mi puoi mandare a cagare quanto ti pare. Vi leggo quello che ha scritto Dante. Il commento lo lascio nascosto però. Gli Sconvos Cagliari sono stimati e rispettati da tutto il panorama. Persino i napoletani ci hanno fatto gli auguri. In trasferta senza scorta. Dante, io non sto mettendo in dubbio la mentalità degli Sconvols. A Pietro, ok. Non mi pare questo il modo. Non mi pare il caso di mandare a cagare la gente per stronzate simili. Primo. Secondo, io non sto mettendo e nessuno sta mettendo in discussione la mentalità degli Sconvols. Qui si sta facendo una semplice rappresentazione della realtà. Nel momento più buio del Cagliari loro non si sono fatti sentire. Io non dico che si dovevano fare sentire, ma avrei preferito e avrei voluto sentire le motivazioni per cui non si sono fatte sentire. Io do la mia interpretazione, ovvero che Cosso e Conti sono stati assunti in società proprio per fare questo, per tenersi buoni gli Sconvols. Poi che è vero o non è vero, io non lo so e probabilmente nessuno lo saprà mai. Ok? Però non ti infervorare per cose simili. No, non esagera. Perché dopo si cade nel ridicolo. L'acquisto di Dalbert a 7 milioni, il riscatto e la cessione di Nandez per 3 milioni in prestito sono soltanto l'ultimo dei capolavori del nostro mercato. Come manovre penso siano abbastanza eloquenti a livello di bassezza, di bravura nel saper intavolare una trattativa. Non dimentichiamoci l'era che stiamo passando. Poche squadre in Europa stanno facendo un mercato decente. Ma Daniele, non lo metto in dubbio. Non lo metto in dubbio. Però non va bene la situazione. Non va bene a prescindere. La pandemia l'ha solo peggiorata. Chiaro. La pandemia ha peggiorato la situazione che c'era prima. Ma non gli si può dare questa come giustificazione. Non gliela posso far passare. Perché comunque lui è il presidente del Cagliari, il proprietario è la Florsid. La Florsid fattura mezzo miliardo. Mezzo miliardo. Non è che fattura 50 centesimi. Mezzo miliardo la Florsid fattura. È una delle società più ricche in Serie A. Potenzialmente il Cagliari è una delle società più ricche in Serie A. Mezzo miliardo fattura la Florsid. Che poi non è tanto un fatto di additare Giulini come colui che non spende, perché Giulini spende. E quella è la cosa che poi farò del culo. Giulini spende. Ma male. Male, malissimo. Non la sa gestire una squadra. È palese. Palesissimo. La delusione fra noi tifosi è resa ancora più evidente a causa dei proclami presidenziali. Avesse tenuto un profilo basso negli anni, ora la piazza avrebbe meno critica e più consapevolezza del livello. Assolutamente, Nico. Mi trovi totalmente d'accordo. Totalmente. Perché non avete mandato via Semplici? Perché a quanto pare a Semplici va bene questa situazione, quindi ce lo siamo tenuti. Il Cagliari non è gli Sconvols, chiunque può manifestare il proprio disappunto, anche i Cagliari Club. Assolutamente sì. Ma quale importanza hanno gli Sconvols e quali? Il Cagliari Club? O i vari Cagliari Club? Tra i due, quale credi che abbia avuto? Quale dei due credi abbia più influenza nell'ambiente Cagliari? Gli Sconvols, ma a mani bassissime secondo me. Ciao Alessandro, non so se ti ho salutato, ti risaluto nel dubbio.
No, non ho visto gli highlights, Brucidello, li devo rivedere. Ed io perché non posso esprimere il mio disappunto? Ma io non ti ho detto che tu non puoi esprimere il disappunto. Io lo puoi esprimere, ma non devi insultare. Perlomeno non sul mio canale. Cioè, non è una cosa che a me piace. Oh, se poi vuoi continuare a insultare, fai come cazzo ti pare. Cioè, io ti blocco, non è un problema. 2 secondi ti mando a fanculo. Ma proprio nessun tipo di problema. Il disappunto lo puoi esprimere fino a quando lo esprimi con educazione. Io non. Il confronto è bello per questo, eh. Io non è che non voglio farti confrontare. Ti devi confrontare, ma in maniera corretta. È quello che ti chiedo. Come lo consideri il calendario del Cagliari? Io considero questo calendario, a prescindere, quello che è Cagliari, una merda. A peggiorare il Covid, ma è stato forse il Covid a contrattualizzare. Per esempio, il signor Nessuno come Pinamonti a 2 milioni di euro l'anno. Beh, lasciamo perdere. Lo so, Dante, lo so, ma perché questo è il dialetto romano. Il dialetto romano prevede l'uso di cazzo e vaffanculo. Tu in quel momento hai mandato volutamente a cagare una persona, che è diverso. Non lo metto sullo stile retorico, lo metto sul fattuale. Tu hai mandato a cagare una persona volutamente perché dissentiva dalla tua opinione, mentre io te l'ho detto per spiegarti che tu puoi dissentire, devi dissentire se non sei d'accordo, ma non devi insultare la gente, che è diverso. Poi, se lo vuoi capire, sei il benvenuto, assolutamente. Se non lo vuoi capire, mi dispiace, che te devo dire. Comunque, a Napoli in Campania ci sono moltissimi tifosi e fan del Cagliari, ma non riesco a capire l'odio che si nutre nei confronti dei napolitani. Io da tifoso del Cagliari lo trovo esagerato e stupido. Jimmy, quello dipende da persona a persona. Io non. Sinceramente, io nemmeno ho tutto questo odio, questo astio nei confronti dei napoletani e dei tifosi del Napoli. Però ci sono dei retroscena. Quindi purtroppo c'è ancora gente che porta rancore per quel retroscena. Io non mi sento di dire nulla. Comunque, ma mi spiegate gli Scumvolts cosa avrebbero dovuto fare? Ci siamo salvati. Che devono fare? Ma io mi ricordo che gli Scumvolts, quando c'è stato il casino, i Sarenas, Nereo Rocco, qualcosa hanno fatto. Non deve essere per forza necessariamente contro il presidente, ma qualcosa hanno fatto. Perché era una situazione insostenibile. L'anno scorso, per quello che è il mio pensiero, e io lo dico tranquillamente, posso sbagliarmi. Non è che il mio pensiero è legge. Posso sbagliarmi, però io mi sarei aspettato un qualcosa dagli Scumvolts. Io mi sarei aspettato un qualcosa. Poi magari so io il coglione che si sbaglia, so io il coglione che magari vede questa cosa da lontano perché non è mai andato in curva. Non lo so, però io mi sarei aspettato un qualcosa. Perché se gli Scumvolts. Cazzo, non stiamo a parlare del primo stronzo che capita sotto casa. Stiamo a parlare degli Scumvolts. Il gruppo più importante di tifoseria organizzata del Cagliari. Che quando le cose andavano male non ha fatto nulla. Se tu credi che questa è una cosa che vada bene, libero di pensarla, io ti sto esprimendo la mia opinione. Mercato drogato da contratti reali. Se prende 2 milioni Pinamonti, 18 a CR7 diventano corretti. CR7 ne prende 30. Ciao Giuseppe, ciao Roberto. Ciao a tutti ragazzi. Si sa qualcosa di Rogue come verrà sostituito? Ancora no, Mister Hugo, ancora no. Comunque a fine campionato i ragazzi della Sud hanno incitato la squadra. Ma probabilmente l'hanno fatto anche anche gli Scumvolts, però non
Io sinceramente quando tutto stava andando male mi sarei aspettato qualcosa. Semplicemente questo. Comunque, regà, basta toccare argomento Sconvols, basta parlare di quel Piacenza Cagliari, basta. So cose che mi sono anche stufato di sentire. Basta, io non so cose che mi interessano, magari molti ci possono rimanere male, io non metto in dubbio, è stato fatto un qualcosa di veramente orribile, però io non, sinceramente, questo argomento non lo voglio più trattare. Mi dispiace. Se volete sentire questo, andate su altri canali. Il mio non fa per voi. Lo stadio non lo so. Lo stadio non lo so. No, Manuel, ti spiego io cosa è successo nella situazione UNAS. Tra l'altro l'avevo già detto in altri video. Cosa è successo con UNAS? Il Cagliari voleva puntare fortemente su di lui. Però UNAS ha avuto dei problemi. Ha avuto anche il Covid. E tra l'altro ce l'ha avuto quando stava veramente esplodendo a livello di prestazioni a Cagliari. Ma quando è stato fuori è esploso Sottil. Il Cagliari ha voluto puntare su Sottil piuttosto che su UNAS. E quindi UNAS, oddio, e quindi UNAS è tornata al Napoli. È successo questo semplicemente perché UNAS voleva giocare. No, tranquillo Daniele. Allora, io non è che ce l'ho contro di te o contro chissà chi. Però è una faccenda che a me ha stufato. Capito? Perché tanto gira sempre la solita cosa, sempre le cose, le solite cose. Dopo un po' uno si stufa pure di sentire. Mi dispiace per chi l'ha vissuto. Mi dispiace. Però è un argomento che io non mi sento di voler più trattare. Il fatturato del gruppo Forsid è di 480 milioni di euro nel 2020, nonostante Corona ed udite sponsor del Venezia Calcio del Venezia Calcio, sì vabbè, del Venezia Calcio, sì vabbè, del Venezia, ok, con 12 milioni all'anno, appunto. Dante, a me non mi stanno sul cazzo gli Sconvols, ma tu non lo sai che tu non mi conosci, ok? Tu non conosci la mia persona. Tu non sai le ore che ho passato da bambino a guardarmi i video di quella curva. Tu non ne hai idea. Io non è che dico per sparare merda sulla gente. Voglio chiudere qui il discorso, poi se lo vuoi capire bene, se non lo vuoi capire non so come dirtelo. Io non è che voglio sparare a zero sulla curva, non è che voglio sparare a zero su chi fa parte della curva. Io non voglio fare nulla di tutto questo. Io ho semplicemente espresso una mia idea. Io mi aspettavo un qualcosa di più. Punto. Punto. Basta. Fine. Mi aspettavo un qualcosa di più quando il Cagliari stava andando male. Non è successo e secondo me non è successo perché in società sono state messe persone come Conti e Cossu, il cui scopo, oltre a quello che hanno in società, è quello di tenere buona la curva. Punto. Perché se no Giulini se ne sarebbe andato già da tempo. Perché se dovessimo dividere in due fazioni, pro Giulini e contro Giulini, staremmo 1 milione contro 2. Questo era la mia idea. Io più di dirtelo così, non so come dirtelo. Sottil che fine ha fatto è tornato alla Fiorentina. Mi vergogno per come abbiamo trattato Godin. È stato acquistato in fase di Covid e gli hanno proposto un contratto sottoscritto dalle parti. Ora si accorgono di avergli dato troppo. Che pena. Io infatti volevo fare un video su Sottile, sì, su Godin, che poi non ho mai fatto, che si sarebbe intitolato Should I Stay or Should I Go? In onore della canzone di non mi ricordo chi, adesso per pignoleria te lo dico,
Threshold dei The Clash. The Clash, non so la pronuncia corretta. Che sostanzialmente la traduzione è: dovrei rimanere o dovrei andare via? E sarebbe stato un video in cui io avrei sostanzialmente mi sarei immedesimato in Godin e avrei detto: ma conviene rimanere a Cagliari, sì o no? Non lo faccio, non lo farò, però ti posso dire quella che è la mia idea, ovvero che io Godin me lo terrei. Non voglio parlare del trattamento che gli è stato riservato. Ti parlo del così, proprio. Io Godin a queste cifre non me lo terrei. Un ass quando giocò contro di noi col Crotone sembrava Messi. Sì, 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 assolutamente. L'anno prossimo con Ligo, Carboni, Valu, Zappa e Cepitelli in difesa mi sento tranquillissimo. Ti sei dimenticato Altare. Altare. Faragò, D'Albert. Ciao Matte, rieccoti. Comunque ragazzi, siamo arrivati a quanto? Quanto? Siamo arrivati a un'ora e mezza di live. Siamo arrivati a un'ora e mezza di live. Io la concluderei qui. Concludo ricordandovi che qua sotto in descrizione trovate tutti i link utili: Instagram, canale Telegram, canale Twitch, importantissimo canale Twitch. Vi ricordo che mercoledì sarò in live, a questo punto credo nel pomeriggio, visto che l'amichevole si giocherà nel pomeriggio, per fare la live reaction dell'amichevole tra Cagliari ed Olbia. Quindi saremo insieme, ce la vedremo insieme. Detto questo, aspettatevi nuovi video qua sul canale perché sicuramente arriveranno. Le live Dreamcatcher si sono spostate definitivamente su Twitch. Ne ho fatta adesso su YouTube perché era un po' che mancavo, però le live si sono spostate su Twitch, quindi se ti va mi puoi seguire trovando il link qua sotto in descrizione. Io vi mando la buonanotte e ci vediamo alla prossima.